nonostante l'apparente desolazione che ci circonda, io sono segretamente innamorato di questo nostro tempo. Secret Love. Close to me, vicino a me, perché io ho sempre cercato la vicinanza col cuore dell'ascoltatore. E allora close to me. Noi siamo alieni, la nostra anima non vuole essere omologata a dei modelli precostituiti imposti dalla società. Siamo tutti diversi, siamo come l'acqua che assume innumerevoli forme. Ecco, giochi d'acqua. Siete, mamma mia. Allora, Los Angeles è una città malata, inquietante, sembra un'immensa periferia. Però, se riesci a vedere il mondo con gli occhi incantati di un bambino, a volte la realtà quotidiana ti regala dei lampi di poesia. E allora, in questo momento di dolcezza, che sono cadute nella mia testa le note di questo brano dolcissimo, è lei Lullaby, una ninna nanna per Los Angeles. Grazie. Solo chi ama è in grado di vedere l'altro così come è veramente, come sei veramente.
esistenza è sancito dall'irrompere del primo battito cardiaco. Se esso di natura umana o animale ha per me origini divine e l'ho chiamato l'orologio degli dei. Ho deciso di essere me stesso e di portare qui sul palco tutta la mia fragilità, la mia imperfezione. Ma quando ho scoperto che queste erano il motore della mia musica, è stato per me come tornare a vivere, a respirare. Back to life. Adesso sentiamo cosa succede quando la musica di Bach incontra la musica da discoteca. Sogno di Bach. Ho ricevuto una mail molto dura. Una pianista, Elena, mi raccontava che per via di un incidente aveva perso l'uso della mano sinistra e mi diceva che lei era amareggiata non tanto per l'uso della mano in sé quanto per il non poter più suonare il pianoforte. Pochi mesi fa mi ha scritto di nuovo una mail dove mi diceva che sarebbe venuta ad ascoltare il mio concerto al Teatro Arcimboldi di Milano. Ed io mi sono sentito in colpa. Il teatro pieno, allevi, il pianoforte, e sarebbe venuta lei. Mi sono sentito in colpa. E allora ho voluto pareggiare le cose. E ho scritto per lei ed ho suonato a sorpresa quella sera, con lei presente, questa meditazione per sola mano destra. Dopo il concerto è venuta in camerino e io le ho regalato la partitura scritta e la mattina, dopo ancora, ho ricevuto di nuovo una sua mail dove mi diceva che era stata tutta la notte a suonare questo brano e l'immagine di lei che si riavvicina al pianoforte è uno dei regali più belli che la musica mi abbia mai fatto.
Fosse per me, li abbraccerei tutti quanti uno per uno. Ma siccome non posso farlo, allora lo faccio con questo brano che si intitola Abbracciami. Jolie è un brano gioioso, pieno di gioia, di colore, e vorrei con questo restituirvi tutta l'energia che mi avete dato questa sera. Jolie, grazie.